incontrato intanto una squadra fortissima, il San Giorgio Piana è veramente una squadra tosta, forte tecnicamente ma anche atleticamente. Devo dire che comunque che i miei ragazzi hanno dato il massimo. Oggi abbiamo trovato il gol al primo tempo e poi dopo l'espulsione di Samuel e Pezzino giustamente ci siamo un pochettino arretrati il baricentro e San Giorgio Piana ha fatto di tutto per pareggiarla, ma oggi ci è finita bene. Però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato veramente l'anima in campo. Già è difficile giocare 11 contro 11 contro San Giorgio Piano, figuriamoci in 10 uomini. Quindi cercavamo di uscire con la palla a piede, ma poi abbiamo visto che loro ci attaccavano alte e allora a quel punto abbiamo abbassato il baricentro e abbiamo cercato di ripartire, insomma, e portarci ormai questa vittoria a casa, che per noi è la prima in questa categoria ed è importante soprattutto per i ragazzi, per il morale, la consapevolezza che se la possono giocare con chiunque. Domenica si torna qua in campionato e sarà un'altra partita e niente, speriamo bene, sicuramente è un altro tipo di partita. L'obiettivo primario è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza, che per noi sarebbe come vincere il campionato. È stata una partita combattuta anche perché giocavamo meno un giocatore, quindi ovviamente siamo andati un po' in difficoltà. Però comunque abbiamo uscito il carattere e ci siamo fatti valere. Io in primis volevo recuperare dallo scorso campionato perché ho avuto una brutta situazione alla fine dei 3 minuti e volevo ripagare la squadra con questa vittoria anche per questo. Per noi è come un derby, diciamo, tra virgolette, però comunque determinate situazioni spero che non vengano più a succedere e niente, è questo. Speriamo che facciamo bene per tutto il campionato. Ci sarà un ritorno, io mancherò, però ancora ho 5 giornate da scontare, quindi ci saranno i ragazzi ma saranno carichi per la prossima partita. Abbiamo tantissimo gruppo. Ci teniamo a fare bella figura perché ovviamente è la prima stagione che facciamo in promozione, non abbiamo mai avuto una situazione del genere, quindi un pochettino tutti e niente, vorremmo fare più bene possibile, più che altro cerchiamo infatti di mantenere in alto il nome della Giardinellese.